Incidente mortale questa mattina a Cavarzere, a perdere la vita un ciclista 69enne di Chioggia, travolto da un'auto e scaraventato in un fossato. La bici si è spezzata in due. Minacce anche di morte e violenze fisiche a danno delle vittime e i loro familiari, blitz anti-estorsione dei carabinieri di Treviso, in manette anche un veneziano. Disponibili calcolano in Veneto un'evasione fiscale di più di 8 miliardi e mezzo in un anno nel 2018, ma percentualmente è uno dei dati più bassi d'Italia. Meccanismi di ultima generazione per una diagnosi del paziente già in autoambulanza sulla costa del Veneto orientale. Tutti i mezzi saranno dotati di ecografi portatili. Riemerge da Quarto d'Altino di 2000 anni fa, gli scavi archeologici riportano alla luce lo strato più antico della città, scoperte e pavimentazioni risalenti al I secolo a.C. Ottava sconfitta consecutiva del Venezia che crolla in casa contro l'Atalanta, al Penzo finisce 3-1 per i bergamaschi, arancione-roverdi sempre terzultimi. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi. In primo piano la cronaca, incidente mortale questa mattina a Cavarzere, a perdere la vita un ciclista 69enne di Chioggia, sul posto i vigili del fuoco. È stato colpito da un'auto e scaraventato nel fossato adiacente alla strada mentre era in sella alla sua bicicletta da corsa, morendo sul colpo. Non c'è stato nulla da fare per Angelo Tiozzo Fasiolo, 69enne residente a Chioggia con la famiglia, appassionato di bicicletta. Un impatto violentissimo, tanto che la sua bottecchia si è spaccata in due. Erano le 10:30 circa quando ha trovato la morte lungo la Dolfina a Cavarzere, in direzione Chioggia. Sul posto i vigili del fuoco che una volta arrivati hanno trovato sia l'auto che il ciclista nel fossato. Ci sono volute circa 2 ore per mettere in sicurezza la zona. Con i pompieri anche i soccorsi del 118 che nonostante i tentativi hanno dovuto dichiarare la morte del ciclista. Ferito l'automobilista di 40 anni che è stato trasportato all'ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Chioggia per deviare il traffico ed eseguire i rilievi. Non ci sarebbero testimoni oculari e nessuna telecamera di videosorveglianza in zona, per cui gli investigatori dovranno affidarsi in primo luogo alla testimonianza dell'autista per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da alcune settimane, a causa dei lavori in corso lungo l'argine della strada tra Cavanella d'Adige e Cavarzere, la viabilità sarebbe stata deviata verso la strada dove si è verificato l'incidente, aumentando il traffico che ha reso la circolazione più pericolosa, soprattutto per le biciclette. Estorsione aggravata e continuata con metodi molto vicini alla criminalità organizzata. 3 persone sono state arrestate dai carabinieri, il blitz è scattato nella notte. Adesso voi lavorate per noi, aggrediti e minacciati di morte per diversi mesi. Nel mirino di 3 malviventi il responsabile commerciale e l'amministratore unico di una società di consulenza aziendale con sede a Treviso. Questa notte è scattato il blitz dei carabinieri sotto la direzione della locale procura della Repubblica. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di estorsione aggravata continuata. Un 54enne del Veneziano e un 51enne di Gorizia sono finiti in carcere, mentre al terzo complice, un 45enne del Treviso, è stato imposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini dei carabinieri di Treviso hanno messo in luce una realtà inquietante, una infiltrazione violenta e ingiustificata in aziende di proprietà altrui da parte degli indagati, con metodi vicini a quelli usati dalla criminalità organizzata. Hanno messo in atto ripetute gravi minacce anche di morte e violenze fisiche a danno delle vittime e dei loro familiari se non avessero ottemperato a ingenti richieste di denaro. Nel maggio 2020, con la scusa di portare nuova clientela, i 3 avrebbero perpetrato un'ingiustificata violenta infiltrazione nelle aziende del gruppo. Prima hanno aggredito il responsabile commerciale della holding, percosso ripetutamente nel parcheggio della ditta. Poi si sono letteralmente impossessati delle aziende. Gli arrestati, con la scusa di recuperare una somma di denaro di un terzo soggetto ora indagato, hanno letteralmente espropriato i legittimi proprietari delle aziende prese di mira e hanno agito come fossero i titolari.
ordinando pagamenti e impossessandosi di qualunque cosa fosse alla loro portata. Non solo li costringevano a consegnare rilevanti somme di denaro, ma si sono appropriati anche di beni e autovetture di lusso, una decina intestate alle società in questione. Per mesi e mesi hanno obbligato i titolari e i dipendenti a subire la loro presenza giornaliera presso gli uffici delle ditte, un incubo per le vittime e i familiari fino a questa notte, quando i 3 sono stati arrestati. Secondo gli investigatori l'obiettivo degli indagati era quello di sfruttare al massimo le potenzialità dell'intera filiera societaria per ricavare a loro vantaggio elevatissimi guadagni e di avviarla poi al fallimento una volta svuotata del patrimonio. Il danno subito dall'azienda è stato quantificato in più di 1 milione di euro. L'estorsione è un reato odioso, soprattutto se commesso con modalità di particolare aggressività e durezza, afferma il presidente Luca Zaia. Mi complimento quindi con i carabinieri e con la Procura della Repubblica di Treviso. La vigilanza delle forze dell'ordine è la maggiore sicurezza per le nostre imprese, che mantengono così il successo competitivo di un territorio, ha commentato invece il presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza. E continuiamo con la cronaca. Paura per un incendio che nella notte ha completamente distrutto un camper parcheggiato in via dell'Elettricità a Marghera, all'altezza del civico 13. L'allarme è scattato intorno alle 3:45. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme che avevano completamente avvolto il mezzo, hanno dato il via alle indagini per cercare di ricostruire l'accaduto e comprendere l'origine dell'incendio. Non sono stati registrati, fortunatamente, feriti. Il Veneto è tra le regioni italiane con maggiore fedeltà fiscale. Nonostante questo, i soldi non versati all'erario superano gli 8 miliardi e mezzo all'anno. Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, in Veneto nel 2018, ultimo anno in cui i dati sono disponibili, sono stati evasi più di 8 miliardi e mezzo di euro. Significa che per ogni 100 euro di gettito versato all'erario da cittadini e imprese, quasi 13 sono rimasti nelle tasche degli evasori. Ma se 8 miliardi e mezzo di euro di evasione fiscale possono sembrare tanti, in Italia è la cifra più bassa d'evasione dopo Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lombardia. Insomma, rispetto al resto del paese, il Veneto ha un'evasione fiscale di dimensioni piuttosto contenute, si potrebbe dire in linea con la media dei principali paesi europei. In Veneto l'evasione fiscale sfiora i 9 miliardi di euro all'anno. In termini assoluti è una cifra sicuramente importante, ma se rapportata al valore aggiunto regionale la dimensione è molto bassa, è molto contenuta. Il Veneto infatti è tra le realtà dove la fedeltà fiscale è la più elevata d'Italia. Secondo il DEF, nel 2022 lo Stato incasserà quasi 40 miliardi di imposte e contributi in più rispetto all'anno scorso. Di questi almeno 5 saranno versati dai veneti. Si tratta di un incremento riconducibile in parte all'aumento dell'inflazione, secondo le previsioni circa il 6%. Insomma, è in arrivo la tassa occulta dell'inflazione e per questo, secondo la CGIA di Mestre, sarebbe auspicabile che il governo restituisse una parte di questo extragettito reintroducendo il fiscal drag. Per contrastare questa piaga sociale ed economica, oltre a intensificare l'attività di controllo e di contrasto nei confronti di chi evade, bisogna abbassare le tasse. Ad avvantaggiarsene sarebbe anche il fisco, che sicuramente incasserebbe di più. Insomma, bisogna pagare meno per pagare tutti. Ed ora siamo alla politica, elezioni amministrative a Mira. Si è presentato oggi alla stampa il candidato sindaco del centrodestra, Andrea Martellato. Nonostante tutti gli anni che mi hanno visto in palcoscenici come questo, sono emozionato a vedere tanta gente che non come numero ma come persone. 2 mandati come sindaco di Fiesso d'Artico. Andrea Martellato ha deciso di candidarsi a sindaco per il centrodestra nel paese dove è nato e trascorso la sua infanzia, Mira. A sostenerlo Coraggio Italia, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Sfiderà il sindaco uscente di centro-sinistra Marco Dori.
Diverse organizzazioni, diverse liste hanno creduto in me e mi hanno chiesto di mettermi a disposizione, e ormai dal lontano 94 sono sempre a disposizione del territorio soprattutto, e vedendo Mira, che è ormai ferma da 30 anni, trovare una modalità per toglierle tutte le catene che ha addosso. Una prima cosa è un rilancio di tutto il proprio territorio, e partendo dal PAT, che è fermo da ormai 15 anni con centinaia di migliaia di euro spesi, e non dà rilancio al territorio, oltre al turismo. In moltissimi oggi hanno partecipato alla presentazione di Andrea Martellato a Mira, dandogli appoggio e sostegno, cittadini e colleghi della politica a vari livelli. Ci vuole tanto coraggio soprattutto per un comune come quello di Mira, che ha bisogno di tanto. E quindi grazie Andrea, perché ancora una volta tu ti sei messo a disposizione per la comunità. È un gesto veramente di grande generosità che noi ti vogliamo oggi riconoscere. E con l'avvicinarsi dell'estate, da oggi è stato attivato il rinnovato punto di primo intervento a Bibbione, al termine di un profondo intervento di restauro, e sui mezzi di soccorso del litorale veneto orientale arrivano gli ecografi portatili. Le ambulanze dei punti di primo soccorso di Bibbione, Caorle, Jesolo e Cavallino Treporti saranno equipaggiate di ecografi portatili, apparecchiature ad altissima tecnologia che permettono una diagnosi immediata e precisa attraverso uno scanner progettato per acquisire tutte le sezioni del tronco del paziente, compreso il cuore, con una risoluzione eccezionale nel caso di immagini addominali e polmonari. Informazioni che poi vengono restituite al medico che è presente in postazione, e che in questo caso può orientare l'ambulanza nel portare il traumatizzato direttamente al punto di primo intervento, piuttosto che in uno degli ospedali di riferimento in relazione alle sue condizioni cliniche. I vantaggi di questo dispositivo in situazioni di emergenza sono evidenti. La rilevazione immediata del problema rende molto più rapido il percorso di cura del paziente, un aspetto fondamentale. Si risparmia nel tempo, il tempo è essenziale quando ci sono situazioni di gravità. Sono i cosiddetti percorsi tempo dipendenti, là dove il tempo è una funzione fondamentale e non relativa per il trattamento del paziente. Gli ecografi portatili sono stati presentati contestualmente al taglio del nastro del punto di primo intervento di Via Maia a Bibbione, da oggi ufficialmente attivo per l'estate 2022, ristrutturato e riqualificato con un investimento di 200.000 euro. Tra i mezzi in dotazione, oltre alle ambulanze, ci sono anche dei quad per intervenire in spiaggia e una moto medica per i soccorsi veloci nel traffico nei periodi di vacanza centrali e più affollati di turisti. Questa è una postazione di urgenza e emergenza che garantisce oltre 5.000 prestazioni nel solo periodo estivo, in un territorio che conta sui 6 milioni di presenze turistiche da maggio a settembre. In una località come la nostra non può essere dato soltanto una bella spiaggia, un bel mare, i servizi all'interno della località. Il servizio sanitario oggi più che mai è importante e viene avvertito da tutti come una cosa indispensabile. Alla presenza del Ministro ai beni culturali Dario Franceschini è stato inaugurato il Padiglione Italia alla Biennale. Per la prima volta il Padiglione Italia, curato da Eugenio Viola, vede protagonista un unico artista, Gian Maria Tosatti. Abbiamo avviato questa straordinaria edizione della Biennale con un incontro al Padiglione dell'Ucraina con tutti i ministri della cultura di molti paesi del mondo che sono presenti qui a Venezia. Credo che sia il modo migliore per l'internazionalità di questa manifestazione, per dare un segnale di solidarietà e di vicinanza alla lotta del popolo ucraino. Poi il Padiglione Italia, lo vedrete, è una novità, un solo artista, un'opera bellissima. È un altro investimento che sta nella linea che da qualche anno stiamo cercando di seguire, cioè investire molto nell'arte e nell'architettura contemporanea italiana. Non c'è solo il glorioso passato, ma c'è anche uno straordinario presente.
Così il ministro del governo italiano ai beni culturali Dario Franceschini all'inaugurazione del Padiglione d'Italia alla 59esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Storia della notte e destino delle comete. È questo il titolo del padiglione situato all'Arsenale, coordinato dal commissario Onofrio Cutaia e curato da Eugenio Viola, che vede l'esposizione per la prima volta di un unico artista, Gianmaria Tosatti. Quando al ministro vengono riportati i ringraziamenti dell'Ucraina all'Italia, lui risponde così. Abbiamo fatto solo il nostro dovere, niente di più. Dopo aver inaugurato il Padiglione Italia, Franceschini è tornato ai Giardini per visitare il Padiglione Venezia. Al Padiglione Italia, felice l'artista, erano presenti al taglio del nastro anche il presidente della Biennale Roberto Cicuto, oltre all'assessore alla cultura della Regione Veneta Cristiano Corazzari. È giornata importante per Canale d'Agordo, nel paese di cui è originario Albino Luciani, che è stato patriarca a Venezia. Oggi si è svolta la cerimonia ufficiale per l'apertura museale della casa dove è nato il futuro Papa Giovanni Paolo I. Il paese dove è nato ti accoglie da lontano parlando di lui, di Papa Luciani, che il 4 settembre verrà beatificato. La sua memoria a Canale d'Agordo è presente ovunque, oggi più che mai nel giorno dell'apertura ufficiale della casa natale, diventata sede museale. Io ho un carissimo ricordo perché quella sera della sua elezione ero in piazza San Pietro, quindi io ritorno sempre a quell'emozione. Poi quello che si è creato con questa fumata che non si capiva che colore, che se fosse bianca o nera, in realtà era grigia. E questo ha creato forse un suspense, un'attesa che mi è rimasta dentro. Papa Luciani fu prima vescovo di Vittorio Veneto, quindi patriarca di Venezia, e a ricordarne la figura durante la cerimonia svoltasi nella chiesa del paese sono le persone che oggi ne raccolgono la testimonianza. Vedendo la figura e la testimonianza di questo vescovo, che effettivamente è diventato anche una figura convincente con la sua umiltà, con la sua dedizione e con il dono totale della sua vita. Quindi una gioia e un incoraggiamento, uno stimolo a fare altrettanto. Essere qui oggi vuol dire anche per Venezia pagare un debito di riconoscenza nei confronti di quest'uomo che per 8 anni è stata una guida della nostra chiesa che è in Venezia e del quale credo che noi manteniamo quel ricordo che non è solo una memoria storica ma è anche gratitudine. La casa natale di Luciani è stata invece donata alla diocesi di Vittorio Veneto dal cardinale Beniamino Stella, nativo di Pieve di Soligo, cui il canale ha conferito la cittadinanza onoraria. E si conclude una piccola però bella storia che è stata l'acquisizione della casa di Albino Luciani. Entrare in una casa dove lui è vissuto, dove è sempre bello perché si ricorda l'aspetto umano, familiare, genitori, quindi è la storia che ognuno di noi vive nel proprio percorso e che oggi noi vediamo in questo bel personaggio che la Chiesa ci propone alla devozione e alla imitazione come futuro beato. Sono iniziati da un mese e già portano dei significativi risultati. Stiamo parlando degli scavi archeologici di Altino. Da lontano potrebbero sembrare terrazze alla veneziana. Gli scavi archeologici di Altino, avviati un mese fa, hanno fatto riemergere lo strato più antico. Prima scoperta, poi nuovamente interrata, è riemersa la pavimentazione e con essa sono riaffiorate alcune strutture murarie, una delle quali potrebbe essere la prosecuzione della banchina già scoperta in passato lungo il canale Sioncello, attivo in quest'area fino al I secolo a.C. e interrato alla fine dello stesso per ampliare i quartieri abitativi della città. Mercoledì alle 15:30 gli scavi si potranno vedere dal vivo nell'ambito dell'iniziativa Scavi Aperti. Si potranno vedere in esclusiva alcuni pavimenti, non dirò mosaici perché sono pavimenti diversi, più antichi di quelli attualmente valorizzati,
che erano già stati scoperti negli anni 60 e poi reinterrati, mai più visti. Ma qualcosa di molto interessante sta emergendo anche in un'area dello scavo archeologico che non era mai stato precedentemente indagato. Qui probabilmente le strutture da lasciare a vista in una futura musealizzazione non ci sono, oppure non ci sono ancora, però l'indagine stratigrafica sta dando dei frutti estremamente interessanti. Vi aspettiamo numerosi per questa bella giornata di archeologia pubblica insieme. Addio al nubilato in Puglia con le amiche. L'ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha deciso di festeggiare a Polignano dedicandosi un weekend di relax dopo la vacanza in Sicilia con il fidanzato Matteo Giunta, con cui convolerà a nozze a fine agosto. A renderlo noto è stata proprio lei, con una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram accompagnate dalla scritta "Le amiche della sposa". Ed ora siamo allo sport. Calcio, troppo forte l'Atalanta che sbanca il Penzo e vince al Sant'Elena per 3-1 grazie alle reti di Pasalic, Zappate e Muriel. Per i lagunari il gol però che non evita l'ottava sconfitta consecutiva. La salvezza si fa sempre più in salita. E questa era l'ultima notizia per questo telegiornale di Venezia. Io vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato. Benvenuti al meteo. Un vortice mediterraneo transita sull'Italia. Domenica 24 aprile sarà una giornata alquanto instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo variabile, nel corso della mattinata nuvolosità irregolare con comparsa di schiarite e precipitazioni da sparse a locali. Nel pomeriggio probabile ripresa di rovesci o temporali meno frequenti, tuttavia sulla costa. Diradamento delle precipitazioni a fine giornata. Temperature in nuovo e leggero calo, minime tra 7 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti ma intermittenti. Soffierà vento in prevalenza da sud moderato. Temperature minime sui 9-11 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno anche qui le nubi, temporali sparsi e localmente saranno anche intensi. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime sui 17 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.